Negli altri paesi, diceva, competi trattato con le vongole, Spagna e Grecia, come hanno debellato il problema? In Spagna, nel delta dell'Ebro, hanno una piccola insenatura che di entrata hanno bloccato l'insenatura e hanno catturato tutte. Ed è stato sufficiente? È stato sufficiente, da noi è impensabile fare una cosa, strutture milioni di euro è meglio scavare le lagune e fare vivificazione che fare questa. Non è dubbio. Ma non è impensabile. Riuscite a quantificare il danno economico? Il danno, guardi, penso, non vorrei dire sparare alto, ma secondo me 4-5 decine di milioni di euro sicuramente. Senza pensare all'indotto, senza pensare al 2024 che sarà zero. Cioè, i danni che ho detto adesso sono 2023, ma quello che è il danno più grosso per noi è il 2024, il futuro sarà zero. Zero vongole veraci, forse zero anche cozze, perché siamo stati attaccati anche con le cozze, quindi adesso dobbiamo seminare a settembre, non so, proveremo a fare qualche prova, però la vedo anche di dura. E prevedere un 2024 senza molluschi, guardi, faccio fatica anche a pensarci, perché una cosa così non è mai successa. Ecco, qua siamo in Sacca di Scaldovari, le altre due lagune, Canarin e Barbamarco, ci diceva che è ancora peggio la situazione. Canarin è totalmente chiusa la pesca già da 10 giorni, perché è stata la prima laguna ad essere stata invasa, investita e depredata, quindi ACE zero, totalmente zero. Barbamarco, come a Sacca di Scaldovari, stiamo pescando gli ultimi orti che sono rimasti, ma questione di giorni, non si parla di mesi, è questione di giorni. Già da oggi si vede un calo delle quote raccolte, quindi già fanno fatica a fare tutte le quote di pesca ordinate il giorno prima, quindi questione di giorni ci fermeremo. Ecco, questo smaltimento lo state facendo a carico del consorzio. È venuto il ministro Lollobrigida, è venuto il presidente Zaia, vi ha promesso dei rimborsi e dei riscontri. Come siete messi da questo punto di vista? Dal punto di vista siamo messi a zero, nel senso che gli 80.000 euro della regione non li abbiamo ancora visti, non sappiamo neanche se li danno per cosa li danno, per cosa li daranno, non abbiamo notizie certe su questo. Dei soldi promessi dal ministro Lollobrigida, c'è stata una riunione 2 giorni fa a livello associativo di associazioni di pesca e stanno vedendo come fare per quantificare il danno e darci, però anche questi non si sa quando e in che maniera li daranno, perché anche lì tutti stanno battendo alla porta del ministro, tutte le regioni adesso hanno i granchi. Ecco, però, si parlava di 2.900.000 euro che fondamentalmente spalmati su tutta Italia a voi serviranno solo per una giornata? Si spera che intanto bisognerà documentare chi ha smaltito, chi ha pescato, perché un conto dire, un conto scrivere, un conto giustificare con fatture e con conferimenti dell'attività che è stata fatta. Adesso non credo che sarà presente in tutta Italia, però bisogna vedere in che quantità. Un conto averne 100 kg, un conto averne 100 tonnellate raccolti, cambia. Ecco, l'ultima domanda, voi vi state muovendo anche per rendere anche una risorsa a questo, nel senso che i vostri clienti che si rivolgono al consorzio, voi gli proponete come prodotto culinario. Potrebbe essere una soluzione, e quanto tempo ci vorrebbe che diventi una soluzione? Già da subito ci siamo mossi per cercare di vendere questo granchio, per dare un'eventuale opportunità. Diciamo che le quantità finora sono minime che si riesce a commercializzare, però anche stamattina abbiamo avuto incontri con una grossa società multinazionale. Gli incontri ci sono giornalieri per provare tante strade per poter almeno il prossimo anno, se c'è questo granchio, di far qualcosa, per guadagnare qualcosa ai pescatori. Sì. Solo questi, non di questi non riusciamo ad andare a prendere altro pesce se non puliamo prima sta roba qua, perché è un disastro. Questo qua in Sacca di Scaldovari? Sì, in Sacca qui in Sacca, qui da noi, è un disastro. Circa 120-130 kg a tirata, di una cinquantina di metri, 100 metri, ne fai più di un quintale, non riusciamo più a venirne fuori.
Tu praticamente in una tirata quanti chili Circa 120 kg, 100 kg, 120 kg. Ne abbiamo fatte 3, abbiamo passato già circa 4 quintali, circa. che adesso le portate in discarica? Sì, tutta macero, è ingestibili. Ma commercializzabili quanti sono? Cioè che percentuale c'è più o meno? Commercializzabili, se attirandoli fuori potessero andare anche tutti. Ah sì? Sì, perché questi sono già dai mezzani ai belli. Ce n'è un qualcuno perché noi tirando sul fondale ne prendi anche qualcuno di piccoli, è normali. Noi dobbiamo pulire, dobbiamo portare via tutto. Ma di belli ce ne sono tantissimi. Ad esempio sul quintale minimo sono 70 kg, sono da vendita. Adesso questo è un servizio che fate voi personalmente oppure il consorzio che no, ve lo... Il nostro consorzio attualmente, che praticamente sono sempre soldi nostri, che speriamo che in futuro ci sia il governo che faccia qualcosa, perché qua siamo disperati. Praticamente il consorzio ha stabilito un po' quante barche siete che fate questo lavoro qua? Ma una quarantina di barche, 50 barche, chi ha potuto, insomma, che ha le barche grandi come la mia, per potersi attrezzare di questo attrezzo, per poter tirare, per poter portarli via, per poter pulire. Questa è la realtà. Quindi tu in un'uscita Ho fatto un'uscita uscirà anche qua, oggi? Io qua ho un'uscita di mezz'ora ne ho 4 quintali, 400 kg. Dopo ho dovuto mollare perché noi abbiamo anche la quota, perché il consorzio deve vivere anche lui, perché pagando noi, ma deve anche abbiamo la quota delle vongole, quindi dopo sono andato a vongole. Però il problema è che ho dovuto venire via, ma se io stavo là la barca era piena. Continuavo a pescare, non saprei neanche dirti, sai, 10 quintali, 15 quintali, non lo so. Ma il problema è che ha mangiato tutte le semina. Sì, tutto, mangiato tutto, mangia semina, ostriche, cozze, pesce, i piccoli dei pesci, mangia tutto, di tutto. Dopo tutte queste pescate, Sì. vedete una diminuzione del granchio? No? Niente. Assolutamente no, sempre di più perché purtroppo ci sono queste, se te vieni a inquadrare qua, Le femmine? sono le uova, queste sono tutte uova, vedi? Queste sono uova, Sono dicevano e addirittura c'è il fino... 70% di femmine, Ah sì? 70%. Cosa gialla sulle uova. Ah sì? Sempre sotto, guarda là, c'è un picchino qua e sotto, sta manca fatica. Dietro, via, dai, va. Dopo abbiamo anche la famosa moleca, eccola qua, guarda qua. Praticamente qua ha perso il Queste da carapace. mangiare sono fantastiche. Queste sono fantastiche. Ma tu l'hai mangiato il granchio blu? Lui le ha mangiate, io no, io li odio. Ah sì? Sì. Sì, perché il mio mestiere sarebbe andare a pesci e non riesco più a pescare. Sì? Simile al gran sopporo? Penso anche meglio. Anche meglio del gran sopporo? Sì. Ma questo allora ha fatto la muta e... Sì. Ha fatto la muta? ha Proprio perso il giusto, carapace, li ho preso, adesso non so quanti mari che ne ho dentro, ne ha tirati fuori 2 mia moglie, Sì. però chissà quanti che ce ne sono dentro, perché c'era la luna, c'è un sistema per far la moleca, però questo è un caso fortuito, li abbiamo presi a strascico, perché noi, il nostro scopo non è attualmente fare la moleca o pescare questo, stiamo pulendo per il nostro futuro, e questo è il problema. Questi qua andrebbero fritti. Sì. Come moeche? Sì, uguali. Moleca giù, uguali. Vedi? Ah, sì, che ha il carapace morbido. Sì. E sono meno aggressivi anche. Sì, sono già morti questi qua. Ah, sono già morti? Sì, va. Sì, va. Moleca fa presto, è debole. Quegli altri mangiano. Quelli sono aggressivi, cattivi, si mangiano tra di loro. Va. Solo ti guardano. Va. È una roba assurda. Che poi nuotano anche questi qua, vero? Infatti, tutti li chiamano il granchio blu, ma questo si chiama granchio nuotatore. C'ha le pinne dietro.
Vedi? C'ha le pinne. Nelle zampe c'ha le pinne. Vedi che c'ha le pinne? Nuota proprio così. Che i nostri granchi autoctoni non fanno. No, sono sui fondali. Vedi che c'ha le pinne? Eh? C'ha le pinne. Questo nuota, fa così. No. Le reti rovinate? Distrutte. Distrutte? Guarda, egal forfe, man. Un po' in misura. Quindi il consorzio queste ve le paga, però a sue spese, Al momento sì. Nostre spese sempre. a vostre spese, sì. Nostre spese sempre. Consorzi. Finché la provincia, la regione, i soldi. Ristori fino adesso niente. Al momento no. Ma il problema non è solo. Qui va fuori, va in campo. I ristori, non fa niente con i ristori. I granchi devono sparire se vuoi lavorare, altrimenti non si fa più niente. Ma dopo tutti questi quintali qua non vedete nessun risultato? Nessuno. Sempre di più. Sì, peggio. Sempre peggio.